Bene, siamo ancora una volta al punto di partenza. Certo, ormai non abbiamo più l'emergenza Covid, quindi abbiamo forte impressione di tornare indietro per andare avanti. Si torna indietro perché finalmente non abbiamo più le restrizioni che ci impedivano di stare insieme, di stare a distanza. Adesso l'aula è di nuovo un luogo in cui si possono curare le relazioni. La nostra scuola chiaramente ora ha la necessità di recuperare una serie di relazioni, non solo le relazioni tra i docenti, la relazione tra gli studenti e i docenti, ma soprattutto le relazioni col mondo esterno, una tipologia di relazione fortemente mortificata in questi ultimi 2 anni. Chiaramente la nostra scuola poi ha delle caratteristiche particolari. Quest'anno possiamo, anche dal punto di vista logistico, contare su ambienti che abbiamo avuto modo di bonificare. Ne apriremo di nuovi, inaugurando nuovi spazi, soprattutto per l'inclusione degli alunni disabili. Uno spazio particolare che a breve sarà inaugurato è lo spazio dedicato alla manualità e alla psicomotricità, che sarà poi intitolato ad una delle nostre classi, perché è stato merito di una ex quinta della nostra scuola che ha vinto un concorso, e quindi con quei fondi noi riusciremo a realizzare questo nuovo spazio per l'inclusione.